Sono nonno Sergio, voglio fare una bella paella oggi perché abbiamo il 17 maggio, ho deciso di fare questa bella paella, così tutto quello che ho trovato in frigorifero. Ok, adesso io vado avanti con la versione, vi faccio vedere come facevo lì di Ramonda la paella, cioè, mi mancheranno certi ingredienti. Gli scampi, le capesane ce n'ho 3. Quello che ho si può fare. Ho messo delle verdure, adesso ci metterò del curry e del curcuma. Questo già friggendo delle patate. Mi sono avanzate 3 capesante, c'ho del salmone, una melanzana, del filetto, farò un po' di goulash, un po' di filetto normale, del petto di pollo che farò il curry, delle melanzane che le farò sulla griglia e poi le metterò a gratinare con tipo pizzette, e delle zucchine che farò i ferri, vediamo. Adesso assemblerò il piatto. Vedete le patate che dopo averle sbianchite le ho congelate, sono sempre pronte per fare o al forno o fritte come volete. Ok, adesso qui ho batteria vecchio e pane e ci metterò un po' di aglio, di olio, mischio e ci metto sopra il salmone che lo avevo congelato. Oggi è festa perché viene per la prima volta dopo 2 mesi la nonna di Udine dei ragazzi. Qua sono 3 capesante che mi erano rimaste a congelare. Vedete che va bene avere la roba pronta e faremo una grande festa. Non serve mettere nient'altro lì. Qua ho preparato le melanzane che adesso le griglio e le zucchine, queste qua le salto, farò un pochettino di filetto e poi farò un po' di goulash con questo. Queste qua alla griglia leggeri. Questi qua abbiamo 2 che ho già condito con aglio di olio che dopo metterò al forno. Un po' ne ho già cotte, mettiamo su e qua le griglie, poi le metto su con un po' di pomodoro, un po' di batteria fresco, con le verdure per la cuocere la paella direttamente. Mi preparo tutte le mie cosine, adesso farò il goulash qua ho già pronto le melanzane che l'ho grigliate, adesso ci metto sempre pomodoro pelati buoni, se volete. Adesso ci metto origano e un po' di sale magico. Quando il prodotto è buono fate sempre bella figura. Si mette un po' sopra così, poi mettiamo un po' di latteria fresco, un po' di latteria vecchia, lo metto qua, questa cipolla qua la metto qua, mettiamo un po' d'olio e faremo un po' di goulash. Pensate, faremo un po' di goulash col filetto, quindi si fa in un momento. Un po' di gelatina ai filetti, così qua dopo un colpetto sulla griglia e abbiamo 2 diversi tipi di carne. Prepariamo il vino da bagnare. Diamo una rosolata per
cin cin. Tocca bere un goccetto perché sennò farà il cabercolorino. Non è che si fa col filetto il goulash, però oggi abbiamo questo e questo facciamo. Petri di pollo al curry. Adesso qua ho fatto un po' di vecchio, un po' di fresco, batteria, e mettiamo sopra un pochino. Gratinare in forno. Oggi ho la farina di riso, ci metto la fecola, la farina di riso qua, questa è farina di riso, un po' di vino bianco di Sauvignon, botti di Sauvignon, adesso mettiamo il curry, quanto? Anche troppo? Dipende, se uno gli piace ne mette di più, se non gli piace ne mette di meno. Io metto anche un po' di curcuma, metto. Ecco qua, questo lavoro qua, col vitello, si può fare con tutte le carni, ma se volete fare una cosa veloce, adesso asciugo un momento il vino, che venga evaporato. Anche lì si può legare sempre con questo prodotto qua, però lo fai con l'acqua. Qua è latte. Con un vino, o chi ha problemi di vino mette acqua, brodo. Vedete già diventa denso, vedete che densità. Se è troppo denso si prende un po' di brodo qua, si mette dentro un po' di brodo. Ecco fatto. Anche questo è pronto, vedete? Se si addensa si mette un goccetto di brodo di acqua. Queste patate qua gli vediamo un po' di sale magico e basta. E dopo su in forno 5 minuti prima. Un quarto d'ora al riso dentro. E qua io preparerò riso Carnaroli. Vi do un segreto anche, Io metto dentro il 20% di parbolei del riso quando faccio la paella, 20%, cioè 80 grammi diciamo di riso Carnaroli e 20 di parbolei, che mi tiene diciamo il riso che sembra sempre al dente. Si può fare anche il 30. Vi do un segretone. Ok, adesso io vado avanti con le cose. Questo qua andrà in forno 5-6 minuti prima a 190 con le patate. I pomodori vanno bene per dare un po' di colore. Queste qua che ho tagliato il verde, assemblerò la pelle e farò vedere come faccio. Che belle che sono. Farò mettina, ho trovato anche 2 panini nel frigorifero dentro a congelare. Questi sono i pomodorini che ho messo con sale magico, un po' d'olio magico. Questo qua è olio profumato all'aglio, però va bene per fare questo. Quindi pochi minuti è fatto. Mettiamo ci aggiungerò 2 pomodori pacchino tagliati a cubetti.
tra un momentino. Li ho messi con un po' di profumo di aglio e basta, no? Niente sale, dopo si mette il sale. Poi vengono solo scottati. Carnaroli, un buon riso, si può fare anche col violone nano, però viene più pastoso ancora, viene. Quando devi legare bene un riso adoperi il violone nano. Me lo diceva sempre il mio amico Peppino, lui aveva il violone nano, però piano piano io sono andato un po' dalla sua parte per certi tipi di risotti e lui è venuto dalla mia parte per certi tipi di risotti. Quindi dopo in poco tempo abbiamo elaborato tutti e due, dipende dal momento, uno di più il carnaroli e io di più il violone nano. Di basilico ce l'ho fuori. Però mi secca andare a truccare la pianta, non vorrei che mi muoia. Allora se non si può mettere un po' di pesto. Ecco qua, le verdure sono pronte. Ci vediamo dopo. Due tipi di riso, uno venere e uno rosso, e qua il riso carnaroli. Ho fatto per farvi vedere. Però va bene il parbolè, il bianco o quello che volete. Ho fatto questi colori qua così vi rendete conto che per tenere il riso bello al dente. Poi abbiamo preparato le patate che sono pronte con le zucchine. Lì basta un minuto in forno. Qua invece abbiamo le 3 capesante con il pesce da gratinare. Poi lì ci vogliono 5-6 minuti. Qua abbiamo le verdure, un po' di asparagi bianchi e verdi che vanno bene a fare il risotto, che vi ho fatto già vedere la ricetta. Anche questi qua sono già stati cotti in forno. Queste sono verdure saltate. Qua abbiamo le melanzane che ho grigliato e poi messo su un po' di pomodoro e latteria vecchio. Qua abbiamo il goulash che va avanti e qua abbiamo un po' di brodo. Ok, mancano 30 minuti, fra 10 minuti comincerò a cuocere. Qua abbiamo il goulash, pezzo di pollo e buttiamo dentro il riso così. Alziamo il fuoco e passiamo a 10 minuti. Adesso metto su per gratinare il zoccolo del riso lì, perfetto. Allora vediamo questo qua, se non mi sentite. Questo qua è il goulash di filetto, ragazzi, goulash di filetto. L'ho fatto poco piccante perché abbiamo i bimbi che forse uno assaggerà questo. Metto il pollo. Iniziamo, passiamo qua, una qua. Il salmone gratinato lo metteremo qua. Le patate qua. Zucchine. Qua, 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 gli asparagi, i filettini, poi ci metteremo un filo d'olio solo alla carne alla griglia.
pomodorini che li mettiamo qua. Ecco, mi pare che siamo... Allora, come il capesante abbiamo il salmone gratinato, le patate al forno, abbiamo il petto di pollo curry, il goulash di filetto, le melanzane gratinate, le zucchine fatte alla griglia, il filettino scottato leggermente, i pomodorini al forno e le brunoise di verdura. Adesso io mi bevo un bicchiere di... No, Sauvignon, no? Questo qua va bene, il Cabernet. Alla salute e cin cin. Ah, un po' di frutta. Sono dimenticato di mettere un po' di frutta. Di solito metto sempre l'ananas, ma oggi non abbiamo l'ananas, i negozi sono chiusi. Quindi mettiamo un po' di frutta, che questa qua va bene, con questo piattone qua. Ok. Quello che è rimasto faremo 2 piattini per me e mia moglie. E non ci... Comunque va bene lo stesso, un po' di un pezzettino che lei, solo sughetto qua è rimasto. Un piatto che si presta a fare bellissima figura. Quello là andrà al centro del tavolo sopra. Mettiamo un po' di zucchine, un po' di patatine, melanzana, mettiamo qua. Un po' di asparagi misti, ragù di asparagi. Se c'erano salsicette andavano una cannonata, ma non ci sono e si combinano tutto qua. È rimasto tutto qua. 2 fettine a Sergio. Quasi quasi anche a Maria, che c'è della pazza che Maria. Vi saluto. Ecco qua. E mi faccio una bella magnata. Ciao e auguri a tutti.